Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, diretta sulla pagina Facebook, Primus diviso in due parti. Nella prima avete già visto gli ospiti e il tema, ovviamente soprattutto un tema economico, nella seconda invece parleremo della Croce Verde di Padova. Nel ragionamento che abbiamo fatto prima della pubblicità, sarebbe da prolungarlo, però ovviamente abbiamo molte cose da far vedere ai telespettatori e a chiedervi a voi due. Ci sono le grafiche che c'è una forte disoccupazione per quanto riguarda il lavoro, sul lavoro. Allora chiedo alla Gia se mi dà la grafica, così poi la ragioniamo con che ovviamente crescerà questa disoccupazione, ma il Veneto, questo me lo dice Mason, sarà migliore rispetto alle altre regioni, giusto Mason? Ecco la grafica. La domanda in tutto questo è noi... Tutti quelli che arrivano purtroppo con quelle maledette barche non possono essere utili a superare a questo problema. Per completare la domanda lo chiedo a tutti e due. Se vuoi spiegare i dati, Mason. Sì, allora la disoccupazione nel Veneto è molto bassa, è quasi fisiologica in un sistema economico come il nostro e quindi non c'è niente di straordinario, se non la cosa straordinaria è che i disoccupati sono pochi. Aggiungiamo, a fronte di questi disoccupati pochi, in genere io parlo di occupazione, perché la disoccupazione fa miseria, l'occupazione fa ricchezza. A fronte di questi disoccupati noi abbiamo una occupazione che ha raggiunto certamente il 2019, quindi ha già raggiunto il pre-Covid, quindi positivo. Cosa sta succedendo? Che non si trovano lavoratori dipendenti, non ci sono persone da assumere, o meglio, chi non ha lavoro, quando gli viene offerto un lavoro rischia di non accettarlo. E per il reddito di cittadinanza che incideva secondo voi? No, questo governo lo sta rivedendo. Certo, in alcune parti d'Italia probabilmente è così, nel Veneto non è così perché il reddito di cittadinanza nel Veneto sapete che è minimo 10.000 erotti che usufruiscono del reddito di cittadinanza nel Veneto, quindi non sono tanti a dire la verità, però nonostante non siano tanti questi casi, non 10.000 troviamo... non sono neanche pochi per me insomma. Sì, ma a fronte di 100.000 disoccupati, sì, il numero non è, sono altri i numeri in altri posti d'Italia. Qual è il problema? Primo, hai ragione, direttore, condivido, è un problema culturale, cioè se tu insegni o fai capire che stando a casa tu ricevi un reddito indipendentemente dal fatto che lavori o meno, beh questo non aiuta certo a cercare un lavoro, diciamocelo molto chiaramente, poi se qualcuno vuole offendersi per questo si offenda pure, ma la verità è questa. Quindi è un problema culturale il reddito di cittadinanza. Secondo, pensare che il reddito di cittadinanza, doveroso e giusto per chi è in difficoltà, serva anche da ammortizzatore sociale per chi cerca lavoro e non ha lavoro, no, questo non funziona, non ha funzionato, non funziona, a cominciare dai navigator e finire alle proposte di lavoro. Non funziona. Io non ho mai visto questi navigator, dovevano andare a trovarlo, non so se voi li avete visti, io non li ho mai visti. Sì, li hai visti lei? No, ho visto gli stipendi. Ah, visto. Ma fisicamente li ha visti? Sì, ho visti. Li ha visti quando veniva a prendere lo stipendio? Quindi nel Veneto ce n'erano alcuni, nel Veneto 300 erotti nel Veneto. Sì, no, lei avrà visto gli stipendi, ma fisicamente che lavoravano per io non li ho visti in giro per le aziende, non li ho visti, sinceramente, a cercare lavoro. E quindi oggettivamente il reddito di cittadinanza, pensarlo come aiuto per cercare lavoro, per immettersi nel mercato del lavoro, non funziona, non ha funzionato e non funziona. Certo. Diverso il discorso per le famiglie in difficoltà. Su questo credo vada detto al governo su questo che anzi deve aumentare. Siamo tutti d'accordo che ha bisogno, che è ammalato, che ha non c'è dubbio. Su questo non c'è bisogno. Io invece parlavo sul bisogno, oggi in Italia arrivano più o meno 5.800.000 stranieri immigrati, arrivano più o meno. Sono qua. Ne escono, anzi 5,3, scusate se sbaglio, 5, ne escono 5,8. Italiani che vanno a lavorare all'estero sono 5,8 milioni. No, sono 115. Ho visto, guardi, questo... Ah no, ma complessivamente negli ultimi anni sì. Io guardi, ho visto il servizio da Crozza, quindi copio e incolla. Sì. Lo dico, e quindi ho il dato, se l'ho detto certo. è sbagliato perché l'ha dato Crozza. E quindi lo stesso Crozza ha detto, quindi sono più gli italiani che vanno fuori, gli immigrati che arrivano qui per lavorare qui. Domanda, tutti quelli che arrivano non potrebbero essere davvero un'energia per il lavoro dell'Italia invece che
che essere delle volte trattati male, punto di domanda. A condizione che ci sia un flusso regolamentato. Regolamentato. Io le faccio una domanda Pontelli, retorica. Regolamentato, Sì, ma è chiaro, evidente. Io le faccio una domanda retorica. Un paese che perde laureati e diplomati ed importa, un termine terribile, e invece accetta delle persone che sono molto spesso prive della conoscenza della lingua, per cui bisogna formarle, prive di competenze specifiche, perché anche il nostro sistema industriale non è più l'uomo che avvita i bulloni, ma che controlla sistemi di computer molto complessi. Noi stiamo portando all'estero i diplomati e laureati e importiamo gente priva di ogni priva di ogni professionalità. Può avere un futuro questo paese? Secondo voi può reggere la sfida internazionale? No, la risposta per me, Pontelli, è no, però io le lancio subito l'altro bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno, come meglio vuole vederlo. Quelli che vanno sono anche quelli che non vogliono andare in fabbrica, non vogliono fare i falegnami, non vogliono fare gli elettricisti, non vogliono lavorare di domenica, non vogliono lavorare di sabato, e quindi è un'educazione che diceva prima Mason sul problema del reddito di cittadinanza. Oggi i giovani hanno, non dico che non hanno voglia di lavorare, non mi permetto di dire questo, però non hanno voglia di far fatica o di avere dei lavori che comportino fatica, intendo fatica fisica e anche di orari. E anche di impegno, chiaramente. E anche di impegno. Io credo sia questo il vero problema. Nel nostro periodo, i nostri genitori, una volta non studi, vai a lavorare, e c'erano i lavori che erano la bellezza della nostra nazione, insomma l'artigiano, l'elettricista, l'idraulico e tant'altro, il falegname e tant'altro, il meccanico di bicicletta. Oggi non lo vuole fare nessuno questo tipo. I ristoranti cercano i lavori, entrano, io ho molti amici, li avrete anche voi, entrano per assumere, ma io la domenica non posso venire, il sabato non posso venire. Cioè, allora però, la domanda mia è... sono d'accordo, però è giusto quello che dice Pontelli, sì. Però c'è anche questa difficoltà. Un ragazzo vuole giustamente studiare, dice se poi divento luminare vado all'estero, va all'estero, io all'estero l'ho girato e sono curioso, perché il giornalista tale deve essere, entro nei vari locali e sono tutti ragazzi laureati che vanno a fare i camerieri a Londra, vanno a fare i camerieri a Berlino, e aggiungo, quando vanno a Londra a fare i camerieri per vivere a Londra devono farsi mandare i soldi dai genitori italiani, perché il costo della vita è altissimo. Questa è una mia esperienza vissuta e provata. Quindi la domanda mia è tutto giusto, però... No, però il discorso è che noi non è che sia anche colpa dell'educazione dei genitori nei confronti dei giovani, non è che oltretutto ci sia, è una domanda che oltre a quello che dice lei, che è vero, ci siano anche delle responsabilità di educazione, di cultura che non è stata fatta, che non è il tema di questa puntata, però parliamo anche dalle professioni specifiche, perché tanti medici vanno all'estero? Lei insegna, mi scusi se mi problema, poi mi taccio perché anche divento antipatico nel farlo. Lei va a scuola oggi, se suo figlio va male, lei fa ricorso al TAR, va di qua, va di là. Una volta io andavo a scuola, se andavo male mio padre mi dava col battipanni una cioè mi chiedevo, non è che qualcosa è sbagliato nell'educazione del benessere italiano? Ma non è legato al benessere, è questione che noi purtroppo abbiamo voluto uno vale uno, e la filosofia sessantottina, se poi alla fine l'assemblearismo, tutti valiamo uno, per cui siamo tutti uguali, non si riconosce l'autorità, non esiste nessuna persona al di sopra di me, siamo tutti uguali, non devo rispetto a nessuno se non lui non me lo deve di conseguenza. Il problema è che secondo me purtroppo noi dimentichiamo spesso che portare un ragazzo alla laurea costa allo Stato circa 220.000 euro. Perché tra diploma, ogni anno l'università allo Stato costa attorno ai 50.000 euro. Cioè noi prendiamo 220.000 euro di ragazzi laureati, lasciamo perdere dopo a fare i camerieri, 220.000 euro li buttiamo nel tombino, e le nazioni che sono nostri concorrenti li prendono delle persone formate a costo zero, e noi regaliamo la nostra professionalità, il nostro know-how che il sistema scolastico ha formato. Può essere questo... No, ma io mi sono soffermato perché... Sì, ma ho capito il ragionamento. Poi sarebbe, sai, un bel discorso facciamo anche su questo, sull'università, che ha iniziato a fare la laurea dei 3 anni per prendere più soldi all'università, l'ha fatto esclusivamente per questo. Tutto i problemi partono dal mondo accademico, assolutamente. Solo per i soldi. Le dico, era uno che ha la cattedra importante di ingegneria all'Università di Padova, mi dice, ma come può uno le faccio una battuta, laurearsi in 3 anni in ingegneria? È impossibile, deve avere la magistrale. Perché ha detto, vede Borine, questi qui un domani, quando costruiscono non un ponte, un poggiolo, cade il poggiolo, cioè ho detto gliela rubo questa, ho detto professore gliela rubo, per dire, se parliamo di questa tematica, io invece volevo ritornare nel concetto che lei ha detto, che obiettivamente scappano tutti, anche perché
al di là degli errori giustamente che la nostra nazione non si comporta bene, anche perché hanno una cultura, un'educazione per me che non è quella che ci aveva dato i nostri genitori. Però posso aggiungere una cosa positiva. Ho aggiunto in percentuale, magari ha più ragione Pontelli, ho fatto una piccola percentuale. Ma io aggiungo anche una cosa positiva. La nostra capacità produttiva, la nostra economia reale, non quella finanziaria, l'economia reale dell'Italia è così fatta per cui l'esempio del calabrone che non deve volare, non può volare. Fisicamente, la fisica dice che il calabrone, quel tipo di calabrone, non può volare. Ma ci sono le eccezioni. E invece vola. Ma ci sono le eccezioni nella vita. L'Italia, i dati del 2022, del 2021, rispetto ai nostri competitor, perché io li cito sempre, guardo sempre quelli che sono più avanti, rispetto alla Germania, rispetto alla Francia, guardate che il 2022 e il 2021 l'Italia è cresciuta decisamente di più. Però è una cosa che lascia. È vero, però avevamo perso anche il doppio prima. Il 9% noi e l'8, qualcosa la Germania. Ma se siamo sotto la piscina dobbiamo pure venire a gara prima o dopo. Arriverà anche quel momento lì, è come la borsa che ha dei giochi bassi, alto, alti, bassi, insomma. Mio nonno mi diceva 7 anni di magra, 7 anni di grassa. Oggi sono cambiati i tempi, però dicevano così una volta. Io porto questo esempio per far capire che è vero, ci sono tutte queste difficoltà, verissimo. Guardate però che la voglia di lavorare che c'è ancora nel nostro paese, è ancora, parlo della parte del paese che conosco, non di quella che non voglio, è ancora meravigliosa, è ancora straordinaria. Lei lavora qui, non c'è Mason, non le ho preparate ovviamente di questa missione. Abbiamo i servizi delle zone industriali di Padova, che è una zona molto importante, che le aziende vanno molto bene, come ha detto lei, vanno bene, insomma, rispetto, che non trovano personale, esatto. Qualifica, non lo trovano, nessun lavoro di fatica, dal semplice quello che colora la casa, il pittore, chiamiamolo il pittore, certo, al falegname, all'idraulico, al meccanico, agli infermieri. Faccio un'altra domanda. Gli infermieri, mi scusi, c'erano stanziati un corso per non so quanti infermieri, non vanno nemmeno a fare quello. Faccio un'altra domanda retorica, però ricordiamoci cosa ha fatto anche il governo Monti nel 2011-2012, quando ha legalizzato per tutti quanti i lavori, anche i subappalti. Perché se noi guardiamo anche la realtà, chi va adesso, sono pienamente d'accordo, molti ragazzi nostri non vogliono fare lavori pesanti o poco qualificanti all'interno della loro visione culturale un po' distorta dai media, dai social media. Esatto. Però se noi andiamo a vedere adesso chi va in strada o chi va sui palazzi a lavorare, sono tutte persone straniere. Esatto. Questo perché? Perché è stato istituzionalizzato una volta negli anni 70, io mi ricordo, quando un'azienda prendeva un appalto, era costretta ad assumere, era per quello che la spesa pubblica si riverberava in un aumento dell'occupazione, perché diceva: ho preso questo appalto, devo fare questo palazzo, ho 10 operai, ho 10 muratori, devo prendere altri 5 perché sennò non ce la faccio. Adesso cosa succede? E questa è, ribadisco, la filosofia economica di una visione finanziaria e soprattutto che viene fuori dai molti. Credo che non sia solo l'Italia, io credo che fare il muratore... No, questa è una specificità nostra. Allora, c'è un general contractor che prende l'appalto, a mia volta io demando tutti a subappalti a costi sempre più inferiori e quindi alla fine in strada e sulle palazzi ci vanno ragazzi che vengono pagati 600, 700, 800 euro. O a raccogliere i pomodori. A 4 euro al giorno. Non dimentichiamoci che è un dato che secondo me doveva raggiungere le prime negli ultimi 10 anni, dal 2012 al 2022, le retribuzioni in Italia sono diminuite del 12%, in Germania sono aumentate del 14%, vuol dire che la forchetta tra la nostra capacità d'acquisto 30%. Sono 26%, ma vi sembra possibile che sia questo il modo di far crescere un paese? Questo è, si parlava prima della gente, è semplicemente un atteggiamento speculativo, nato da una politica complice di gruppi che vogliono semplicemente speculare e hanno adottato la mentalità finanziaria in ambito industriale. Nel momento in cui tu accetti i subappalti, da adesso tutti quanti vediamo che sull'impalcatura non ci sono certamente gli italiani. Certo.
Per questo motivo e anche per il motivo ovviamente anche economico, ma anche, certo, per, ma anche per il motivo, è una somma di motivi che ovviamente anche che oggi il giovane evita di fare di far fatica perché ovviamente gli è stato dà una scarsa immagine. Una volta c'erano le scuole professionali, oggi mi dicono che nelle scuole professionali ci sono meno iscritti che in altre, oggi fanno liceo, tutti cercano ovviamente, come giusto sia, di avere una continuità nello studio, di laurearsi. E hanno un'importanza strategica le scuole professionali, tutta la formazione professionale, parlo di quella veneta che conosco, non mi permetto di giudicare gli altri, hanno una funzione strategica rispetto al tipo di economia reale che abbiamo noi, certo, rispetto al tipo di tessuto imprenditoriale o di imprese che abbiamo noi. È strategica, bisogna investire ancora di più di quanto stiamo facendo. Ancora sì, ma io oltre che investire bisogna spenderli bene, è come il PNRR. Pontelli, non bisogna spenderlo perché ci hanno dato questi soldi per spenderlo, bisogna spenderlo bene e noi italiani non lo facciamo, perché il problema è lo facciamo perché arrivano i soldi e via, facciamo. No, lo spendiamo, evitiamo di sperperarlo e lo spendiamo bene. Noi siamo fatti così. Bisognerebbe che le galere ce ne fossero tantissime, no, è la verità, Pontelli, è la verità, cioè li spendiamo male tanto per spenderli con eventi che non hanno un senso logico, né per migliorare la cultura delle persone, né per insegnare qualcosa a qualcuno, è solo per spendere soldi. Io sono d'accordo col Presidente del CGIA, però mi ricordo, io poi tra l'altro ho insegnato la formazione professionale, per cui la conosco perfettamente, però non dobbiamo dimenticarci che noi quotidianamente vediamo corsi per croupier, corsi per sicurezza e sono tutte quante società accreditate dalla regione che si prendono i soldi dei contributi europei, fanno questo corso per 4 disperati, poi i disperati tornano in strada, le società hanno incassato, per cui bisognerebbe cominciare a verificare anche il livello di inserimento nel mondo produttivo e lavorativo di queste società che prendono vagonate di denaro. Io sono d'accordo su questo, guardate, io credo che se la nostra politica nella lunga storia dalla Prima Repubblica, inizio da lì, avesse speso i soldi per il cittadino italiano, oggi l'Italia sarebbe uno dei paesi più ricchi del mondo, senza debiti, e di 60 milioni di abitanti avrebbero una vita non agiata ancora di più e non ci sarebbero le differenze sociali dal nord, dal centro e dal sud che ci sono, quindi abbiamo avuto, qui sarebbe da aprire un capitolo che non ne usciamo fuori. Invece andiamo a vedere questo servizio perché fra poco è Natale e quindi lei farà regali a Natale, Mason? Certamente sì. Quindi può farli. Di poco valore dal punto di vista economico, di grande valore dal punto di vista morale. È questo che conta la moralità, però lei può farli perché non può pagare le bollette e anche fare ovviamente questo. Invece c'è molta gente, per il motivo che abbiamo accennato finora, non può farlo. Allora andiamo a vedere il servizio per quanto riguarda le 13esime, dove metteranno i soldi chi prenderà questa 13esima busta, usiamo questo termine. 47 miliardi di euro distribuiti a 34 milioni di italiani. Con l'arrivo di dicembre sono in arrivo nei conti bancari anche le tradizionali 14esime mensilità. Sono 16 milioni i pensionati che le riceveranno a partire sin dai primi giorni del mese e quasi 18 milioni i lavoratori dipendenti che invece se le ritroveranno accreditate nelle prossime settimane. 47 miliardi di euro lordi, dai quali però vanno sottratti circa 11 miliardi e mezzo che finiranno nelle casse dell'erario. In totale le 13esime degli italiani quest'anno ammonteranno al netto a circa 35 miliardi e mezzo di euro. A livello geografico il Veneto si piazza al terzo posto tra le regioni italiane con il maggior numero di percettori della 13esima mensilità, dietro Lombardia e Lazio, con circa 3 milioni di persone residenti sul territorio che la riceveranno. E non va dimenticato che tra questi ci sono anche parte dei circa 8 milioni di lavoratori appartenenti a quelle categorie a cui spetterà tra 6 mesi anche la 14esima, dagli agricoltori al mondo del commercio, dall'alimentare all'autotrasporto, a turismo e ristorazione. A dirlo è l'ultima rilevazione messa sul tavolo dall'ufficio studi della CGIA di Mestre. Una mensilità in più che quest'anno, gioco forza, per buonissima parte non potrà essere utilizzata per togliersi qualche sfizio verso fine anno, ma servirà per saldare le incandescenti bollette energetiche di questo periodo. Tra rate del mutuo, saldo dell'IMU della seconda casa e costi energetici impazziti da quasi un anno a questa parte, ben poco rimarrà nelle tasche degli italiani per regali e cenoni. Ma qualcosa, sostiene sempre la CGIA, vi verrà comunque
comunque destinato. Si stima che per le feste del 2022 in Italia si sfioreranno i 10 miliardi di euro di spesa per i regali natalizi. Anche quest'anno i generi alimentari dovrebbero confermarsi la tipologia di regalo natalizio più gettonato dagli italiani, seguita dai giocattoli, dalla tecnologia, da libri e abbigliamento. Un panorama di prodotti vario e una cifra molto vicina a quella spesa mediamente nell'anno passato, ma ben lontana da quella che gli italiani potevano permettersi prima della grande crisi del 2009. Poco più di un decennio fa avremmo visto acquisti per 18 o 19 miliardi di euro, una soglia oggi praticamente dimezzata. Una contrazione ascrivibile anche al fatto, tuttavia, che molti si sono ormai abituati ad anticipare già a novembre gli acquisti, approfittando delle promozioni e del Black Friday. Il risultato è che a pagarne il conto, tra crisi economica e cambio delle abitudini, siano soprattutto i negozi di vicinato, mentre gli outlet e la grande distribuzione organizzata sono riusciti ad ammortizzare il colpo. Bene, allora io per completare questo ragionamento faccio vedere un altro servizio, perché ovviamente i prezzi sono rincarati, come avete detto voi, per ovvi motivi anche e soprattutto per speculazione, e quindi vediamo se i padovani veneti sono più parsimoniosi in questo servizio e poi ci facciamo un ragionamento sopra. Tradizionalmente il mese di dicembre è dedicato alle spese per i regali di Natale, ma anche per i pranzi, le cene del giorno di Natale e per il cenone di Capodanno. Quest'anno però, a quanto pare, queste spese saranno decisamente più ridimensionate. A lanciare l'allarme è il Codacons. Il Natale 2022 sarà l'insegna dei rincari che interesseranno il reparto enogastronomico, ma anche gli addobbi e le decorazioni in casa. La prima brutta sorpresa, secondo l'Associazione dei Consumatori, riguarderà Pandori e Panettoni, i cui rincari varieranno tra il 37 e il 59%, un mercato che solitamente fa registrare un giro d'affari a livello nazionale di circa 700 milioni all'anno, ma che ora potrà subire un'impennata di altri 260 milioni. Assoutenti invece rileva come a parità di consumi quest'anno gli italiani spenderanno circa 340 milioni di euro in più per imbandire le proprie tavole, per un giro d'affari complessivo di 2 miliardi e 800 milioni di euro. A crescere è il prezzo di carne e pesce, nell'ordine del 10%, uova 21,6%, pasta 21,3%, ortofrutta 15,2%, così come per vino più 6% e liquori più 5,3%. Non solo i prodotti della tavola però, sempre secondo il Codacons un aumento del prezzo di circa il 40% si sta registrando sugli alberi di Natale sintetici e poco meglio va per il resto degli addobbi, più 25% le luminarie, più 20% per le palline e le decorazioni varie. Un'ulteriore mazzata insomma al termine di un anno che già è stato molto complicato sul fronte delle spese familiari, soprattutto quelle energetiche seguite allo scoppio del conflitto in Ucraina, e allora in previsione delle feste si cerca di risparmiare più che si può. Cercherò di risparmiare sui regali, che peraltro io ho sempre fatto cose utili, quindi non sono mai andata oltre, e il pranzo in famiglia cercherò di far mancare il meno possibile, ovviamente. Sono stata più oculata, cioè ho selezionato esattamente le persone a cui volevo fare un pensiero. Non è i soldi che fanno la felicità, bello trovarsi comunque, se invece di trovarsi nel ristorante ci troveremo a casa per risparmiare un po'. Sicuramente la famiglia è sempre la cosa più importante e si può stare in famiglia stando nei limiti, insomma, delle possibilità che uno ha, però si può stare insieme bene lo stesso. Rieccoci, riepiloghiamo. Succede che arriva la 13ª, dopo mi dite se viene aumentata, perché qui è aumentato tutto, c'è da pagare il gas, la luce, tutte ovviamente quello che serve per poter vivere in una certa comodità. Poi uno avanza qualcosina, va a comprare e trova aumenti anche sulle cose, diciamo, anche non importanti, natalizie, e trova l'aumento anche su quello. E quindi? Allora, faccio due considerazioni di carattere generale. Perché insomma, la situazione dai filmati, insomma, anche dalla gente ha detto, la domanda è: ci vogliono più poveri tutti? Ecco, allora, intanto diciamo, è vero, l'abbiamo pubblicato credo la settimana scorsa, c'è un minore volume di risorse per consumi natalizi. Mentre negli altri anni si poteva andare intorno ai 15 miliardi, parlo dell'Italia in questo momento, 15 miliardi circa, quest'anno a fatica si arriverà a 10 miliardi.
Quindi prima contrazione importante. Secondo ragionamento, e poi vengo al costo dei prodotti. Secondo ragionamento, quello che sta accadendo è un fatto straordinario legato alla crisi dell'energia, al 2022? No, perché dal 2007 a oggi, io ho i dati qua sotto mano, dal 2007 a oggi, il Veneto nel 2007 era la regione d'Italia per famiglia che spendeva di più in consumi al mese, era oltre 3.000 euro, 3.080 euro per famiglia nel 2007. Arriviamo nel 2021, perché i dati 22 non li abbiamo ancora, a 2.563, cioè è la regione d'Italia che ha più, contenuto, più fortemente diminuito i consumi per famiglia. Per paura? Brava, e qui comincia il bello della diretta. È per paura? Se poi noi andiamo a vedere un'altra cosa, in contraddizione, perché è giusto vedere anche le cose che suonano male rispetto a questo ragionamento. In contraddizione noi abbiamo nel Veneto, non solo nel Veneto, in Italia, ma nel Veneto in particolare, dal 2007 al 2022, ma soprattutto negli ultimi 6-7 anni, dal 2015 in poi, un aumento importante, qualche anno a 2 cifre, normalmente a una cifra, che vuol dire 7-8%, e qualche anno siamo andati anche all'11%, di aumento dei depositi bancari di famiglie e imprese. Allora, è per questo che lo Stato sa tutti i soldi che abbiamo, ovviamente con la parte tecnologica che negli ultimi anni è arrivata e sa dove succhiare e fino a che punto succhiare. Bravissimo. Ho sempre anche questa idea. Allora, la capacità finanziaria delle famiglie e imprese, ne metto sempre tutti e due perché c'è anche la possibilità di distinguere. Grosso modo le imprese vanno intorno al 22-23%, il restante, cioè 78-80% è delle famiglie. La capacità, la forza che abbiamo noi oggi di risparmi in capo alle famiglie e alle imprese viaggia intorno ai 4.000 miliardi di euro, cioè 4 volte le spese dello Stato, 4 anni le spese dello Stato, e cioè circa 2 volte superiore al debito pubblico che abbiamo in Italia. Adesso vado a cifre, sì. Circa 2 volte di più. Allora, perché faccio questo ragionamento? Perché da una parte è vero, tutto quello che è stato detto, poi lo viviamo noi sulla nostra pelle, sono mica che abbiamo solo sentito le interviste. C'è una grande difficoltà a pagare questo, pagare quest'altro, le bollette, tutto quanto. Verissimo. Dall'altra parte abbiamo risorse importanti risparmiate. Lo Stato in tutto questo cosa dice? Punto di domanda. E qui potremmo aprire un dibattito enorme. Terza osservazione che hai fatto, considerazione direttore, e permetti che me la riprenda. Ho sentito il panettone, cito il panettone perché è l'esempio più classico del consumo natalizio, solo per questo, ci sono anche altri consumi che vanno presi in considerazione. Il panettone è aumentato del 35%, se ben ho capito. Allora, se voi andate a vedere le singole componenti per arrivare al panettone in pasticceria o in negozio,